Sono in compagnia di Marina e Marisa, fanno parte del comitato, del direttivo del comitato dell'aglio di Vessalico per l'ottenimento dell'IGP. Ci potete raccontare voi meglio? Grazie. Sì, l'aglio di Vessalico è un prodotto pregiatissimo, conosciutissimo, e sono anni che stiamo cercando di ottenere questi IGP, una cosa un pochino difficile, un po' lunga, ma forse siamo addirittura d'arrivo, e quindi è molto importante ottenere questo riconoscimento, e l'assessore vicepresidente Piana ci sta dando una grossa mano, come ce l'ha data prima anche Stefano Mai, e niente, speriamo di ottenerlo presto. Quindi siamo proprio in attesa. Sì, stiamo addirittura d'arrivo, stiamo tirando le fila, quindi quasi siamo già lì che aspettiamo. Sì, anche perché poi comunque l'aglio di Vessalico ultimamente, oddio, se ne è sempre parlato, ma ultimamente, come si dice, è sulla bocca di tutti. Sì. Quindi è importante veramente ottenere la certificazione IGP. Sì, anche giusto? perché comunque è molto importante per chi si ferma in questa valle, quindi ha la possibilità di investire dei soldi e avere un rientro, perché comunque i giovani hanno bisogno di rimanere in valle. Sicuramente questo prodotto può dare una mano anche economica, perché poi dobbiamo viverci. Certo, perché poi nel comitato fanno parte più comuni, perché non è solo Vessalico. Sì. L'aglio di Vessalico viene coltivato negli 11 comuni dell'Unione dei Comuni della Valle della Roscia, provincia di Imperia. Esatto. È di aglio di Vessalico solo quello coltivato in questa zona. Se coltivato fuori non è più aglio di Vessalico. Non è più aglio di Vessalico. E comunque in questi ultimi anni molti giovani hanno creato delle aziende nuove e quindi appunto hanno investito nel territorio. Molto bello. Grazie, vi ringraziamo.